questo numero abbiamo fatto il punto dell'eccellenza e del suo Lia Piave con mister Stefano Andretta. Il caos della salute stecca all'esordio al Chigiato. Giulia travolgente, il giudice sportivo la ferma per un cambio irregolare, ma è tutto un abbaglio. In seconda categoria occhi puntati sul derby di Coppa tra Giussaghese e Villanova. Per il settore giovanile le anticipazioni sulla terza edizione del Venice Trophy. Terza giornata di campionato, troppo presto per giudizi di qualsiasi genere, per promuovere o per bocciare chi che sia, dato che il più delle realtà stanno entrando solamente adesso nel pieno della condizione. È il caso del Sant'Onà che in eccellenza, nel giro di una settimana, è passato dall'essere sull'orlo di una imprevedibile crisi al guardare la classifica con fiducia, il tutto grazie alla roboante vittoria per 3-0 contro un Nervesa che ancora deve trovare la quadra. Anche lì a Piave di mister Stefano Andretta sta incontrando qualche difficoltà nel decollare in via definitiva. Domenica scorsa i trevigiani si sono fatti imporre il pari casalingo dall'Union Pro, vanificando in tal modo la possibilità di insediarsi in vetta ad un girone che si preannuncia di grande equilibrio. Il nostro valore reale sinceramente ancora non lo sappiamo, nel senso che è stato sostanzialmente cambiato tutto, quindi squadra completamente rinnovata nei 18-20 elementi e di conseguenza la sensazione è che possa essere una squadra dalle buone potenzialità, però in questa fase qui, come spesso succede, tanti alti e bassi e ancora non riusciamo a capire le reali situazioni e condizioni, però insomma credo che ci siano delle buone basi dove lavorare. È chiaro che prima si riesce a trovare l'equilibrio certo giusto e più facile poi sarà anche poter fare dei punti in campionato, in classifica. Gli anni scorsi Lia Piave ha sempre puntato al salto di categoria. Quest'anno la società che obiettivi vi ha dato? La società inizialmente ha posto delle condizioni che erano quelle di cercare di dar luce a un settore giovanile che da anni sta dando dei buoni frutti, per cui tutti i giocatori della rosa sono frutto del lavoro fatto negli anni passati e quindi non c'è assolutamente l'assilio di dover vincere un campionato, ma indubbiamente di fare un buon campionato, questo sì. Quindi rispetto agli ultimi anni dove senza nascondere le proprie ambizioni è una società dove puntava in alto, quest'anno sapendo anche loro che rifacendo completamente nuovo una squadra con l'inserimento dei giovani del luogo, è chiaro che l'ambizione è sempre quella di fare un buon campionato, però nulla più. Poi è chiaro che strada facendo si spera di poter fare qualcosa in più, però sicuramente le condizioni iniziali non sono sicuramente quelle di vincere un campionato. Un campionato che, almeno per quanto riguarda un po' le aspettative della vigilia, dovrebbe essere abbastanza equilibrato, quello di quest'anno. Sì, così sembra. Diciamo che ci sono delle squadre che sono un po' più attrezzate, che però sono partite un po' a rilento, quindi in questo momento qua la sensazione è che possa essere un campionato assolutamente equilibrato, però credo anche che ci siano 2 o 3 situazioni dove probabilmente appena troveranno l'assetto giusto, credo che cominceranno a fare più punti, ecco. Quest'anno ci sono state delle innovazioni a livello regolamentare, soprattutto per quanto riguarda i cambi, 5 cambi che nella maggior parte dei casi vengono fatti tutti nella ripresa, quindi saranno 10 interruzioni di gioco. Non sono un po' troppe? Assolutamente sì, io credo che proprio non porti nessun tipo di vantaggio, perché soprattutto nei dilettanti credo che difficilmente una squadra possa usufruire di 5 cambi cercando di migliorare la qualità tecnica o tattica della squadra. Credo che certe regole secondo me non servano, e visto che ritengo sia più importante andare alla ricerca di migliorare in termini proprio di qualità a livello calcistico, che se non questo tipo di soluzioni che tendono solo a far perdere il tempo, anche perché le rose delle squadre non tutte, o anzi difficilmente, possono vantare tutti questi cambi di pari livello, di pari qualità rispetto a quelli che poi vanno in campo inizialmente. Quindi secondo me è una regola che non aiuta
E allora noi salutiamo mister Stefano Andretta, ma a proposito della regola dei 5 cambi siamo andati a sentire il parere anche di altri allenatori del Veneto Orientale. Io sono molto contento di questa novità, sono molto contento perché questo permette di avere una gestione più ampia, più completa della rosa e soprattutto dare più continuità anche a quei ragazzi che trovano meno spazio. Io finora in tutte le partite ho sempre sfruttato questa regola, ho sempre effettuato tutti e 5 i cambi, non so se sarà sempre così, probabilmente qualche partita anche non li sfrutterò, però cerco comunque di sfruttare questa regola perché ritengo che anche dal punto di vista del ritmo, dell'intensità della partita ci permetta di avere più velocità, più ritmo, più intensità nella partita stessa e avere forze fresche in campo, quindi io ben venga, non c'è alcun tipo di problema, anzi è una bella novità. Io cerco di sfruttarla per tenere comunque la gamba viva e tenere tutti coinvolti i ragazzi, quindi questo è un aspetto positivo. È chiaro che bisogna stare attenti a non perdere gli equilibri e quindi che ben vengano, perché comunque hai la rosa viva a disposizione e coinvolta. In promozione ha fatto in un certo qual modo notizia il mezzo passo falso casalingo del Porto Mansuè contro il Portogruaro, è l'eccezione che conferma la regola che ribadisce come il calcio non sia mai una scienza esatta, sebbene i granata portoguaresi non possano essere considerati gli ultimi arrivati e abbiano tutte le carte in regola per andare lontano. Così il campionato, che si diceva poter essere monopolizzato dall'11 trevigiano, trova anche una sua nuova protagonista, il Vazzola, realtà di una certa caratura, l'unica ancora a punteggio pieno che, considerato anche l'organico, può essere di diritto annoverata tra le compagini che aspirano ad un posto al sole. Non benissimo il Cauro e la Salute, che nella prima al Chiggiato non è riuscita ad andare oltre il risultato di parità con il 90 al primo punto stagionale. I litorani hanno ancora una volta palesato una certa fragilità mentale, non riuscendo a gestire una partita che era stata sbloccata in apertura e che si sarebbe potuta mettere quasi in cassaforte se Bravo non avesse fallito il rigore del raddoppio. Siamo partiti molto bene, nonostante le condizioni del campo, tutto quanto, le condizioni climatiche, siamo partiti molto bene. Sono contento dell'approccio dei ragazzi alla partita. Abbiamo fatto 20-25 minuti come sappiamo fare, abbiamo fatto gol, abbiamo creato altre occasioni, abbiamo avuto un rigore, è stato bravo il loro portiere a pararlo. E dopo a un certo punto non so ancora darmi una spiegazione ben precisa. Oggi parleremo con i ragazzi, abbiamo mollato, ci siamo disuniti, ci siamo rilassati e abbiamo subito il ritorno del 90, soprattutto nella parte finale del primo tempo. Un po' sulla falsariga di quanto era successo la settimana prima. Sì, questa situazione l'abbiamo subita, ripeto, gli ultimi 15-20 minuti del primo tempo, dove una partita che avevamo in totale controllo dal punto di vista del risultato ma anche del gioco si è trasformata in una partita di difficoltà, rendendo merito anche all'avversario, perché il 90 ha trovato secondo me la quadratura giusta, è venuto a fare la sua partita, ha creato le sue occasioni. Nel primo tempo credo che abbia pareggiato meritatamente. Poi nel secondo tempo siamo stati bravi, soprattutto gli ultimi 15-20 minuti, con orgoglio, con carattere, a cercare la vittoria. Abbiamo avuto anche un pizzico di sfortuna perché nel finale abbiamo avuto due o tre occasioni clamorose e non siamo riusciti a concretizzarle e vincere la partita. Guardando il campionato più in generale, abbiamo visto Treviso che ha perso il turno precedente, il Porto Mansuè si è fatto imporre il pari dal Portoguaro, d'accordo che i Granata non sono sicuramente gli ultimi arrivati, però insomma è un campionato che, anche se è ancora troppo presto per giudicare, si sta magari rivelando un po' diverso da come lo si attendeva. Siamo solo all'inizio, quindi è un po' prematuro fare delle considerazioni. Io rimango del mio parere, che è quello di pensare che il Porto Mansuè e il Treviso siano delle piazze e delle squadre attrezzate per fare campionato a sé, e alla fine credo che i valori saranno questi. Queste due compagini si giocheranno sicuramente il campionato. Detto questo, ritengo anche che, da quello che ho potuto vedere in queste prime giornate, che il campionato sia molto equilibrato. Non ci siano squadre così dire che non faranno punti, c'è molto equilibrio, ci saranno partite molto combattute, quindi ogni partita riserverà delle sorprese.
Per quanto riguarda il vostro prossimo impegno? Il nostro prossimo impegno, affrontiamo sicuramente una squadra in salute, il Vazzola prima in classifica, ho avuto modo di vederla, è una squadra molto compatta, una squadra che ha le idee chiare, un allenatore capace, quindi sarà una partita molto impegnativa, andiamo lì, incontreremo un avversario tosto, duro, però come dico ogni partita per quello che sono le nostre potenzialità quest'anno noi ce la giochiamo tranquillamente con tutti, andiamo lì per fare risultato, vediamo alla fine sarà sempre il campo a dare il responso finale. Se ne parliamo anche un po' di quella che era la cornice al chiggiato, soddisfatto di questa prima uscita per quanto riguarda il pubblico che era presente sugli spalti? Sì, guardando il campo di Caorle, che è molto dispersivo, molto grande, il pubblico sembrava molto meno rispetto a quando giocavamo alla Salute nel nostro campo, con la rete attaccata al campo, più chiuso, più piccolo, però in realtà io credo che il pubblico fosse lo stesso, forse anche qualcosina in più, parlano di circa 200 presenze, quindi sono abbastanza soddisfatto, visto anche le condizioni climatiche che c'erano, visto anche il tipo di partita, visto anche il tempo, tante componenti, quindi la risposta è stata buona. Io credo che col passare del tempo avremo sempre più pubblico che ci seguirà e lo spero ovviamente. Dovrete anche essere voi ovviamente con i risultati a creare l'entusiasmo, questo è ovvio. Sì, non solo i risultati legati alla prima squadra, perché dobbiamo fare un buon lavoro anche a livello di coinvolgimento del territorio, delle famiglie di Caorle e della Salute, e tutto questo può sicuramente portare contributo all'avvicinamento delle persone a questo progetto e portare più gente allo stadio. In prima categoria, smaltita la delusione per l'eliminazione dal Trofeo Veneto, il Bibbione è andato ad espugnare il campo del Città di Paese, facendo quindi capolino per quel che può contare la terza giornata in zona play-off. Al Ponte Crepaldo invece va concesso almeno l'onore delle armi per la sconfitta di misura conseguita sul campo dello Zero Branco, una delle maggiori accreditate al salto di categoria. Biancoverdi comunque sempre ultimi in classifica a quota zero, il che incomincia a pesare, soprattutto quando siamo alla vigilia di una sfida altrettanto difficile con il Fossalta Piave, che necessariamente dovrà essere affrontato col coltello tra i denti. Domenica non sarà tanto importante la prestazione quanto un risultato positivo che risollevi il morale dell'intero gruppo a disposizione di mister Geretto. Bene invece la capolista Giulia Sagittaria al terzo successo consecutivo, questa volta ai danni di una desolante fossaltese. I biancoverdi di mister Marzola, dopo il 6-1 subito, non se la sono sentita di commentare il difficile momento. Quel campionato di passione che poteva essere messo in preventivo, dopo aver tenuto conto delle vicissitudini estive e delle modalità di allestimento della squadra, si sta rivelando tale. Non si tratta di concedere il dovuto tempo affinché il gruppo si amalgami e trovi i giusti equilibri, servono rinforzi in tempi rapidi, a questo punto ricorrendo al mercato svincolati per dare un senso logico ad una squadra che non ha difensori di ruolo e nemmeno esterni di un certo peso in grado di saltare l'uomo. Così non si va da nessuna parte e di questo la dirigenza se ne è resa perfettamente conto. In casa nerazzurra invece si viaggia col vento in poppa, vincere aiuta a vincere e tra campionato e coppa il filotto è davvero importante. Sì, importante perché è importante mantenere sempre la concentrazione giusta, lavorare bene durante la settimana, poi il risultato è sempre frutto del lavoro. Io penso che questi ragazzi se lo stiano meritando questa posizione in classifica, questi risultati che stanno avvenendo, il passaggio del turno in Coppa il mercoledì, sono ragazzi che si stanno impegnando molto e credo che abbiano ancora molti margini di miglioramento sicuramente. Rosa veramente molto ampia, sarà poi difficile gestirla nel corso dell'anno? No, perché alla fine qualsiasi allenatore vorrebbe avere una rosa lunga, anche se poi può essere difficile da gestire, ma con il dialogo penso che se i ragazzi sono intelligenti capiscono benissimo che c'è spazio per tutti, il campionato è lungo, infortuni, squalifiche, un po' di cambio, di resa, ci sta, c'è spazio per tutti sicuramente, dunque io vorrei arrivare a fine anno con questa rosa, insomma. Poi ci sono anche i 5 cambi, ma in effetti non sono un po' troppi vedere 10 interruzioni, soprattutto nella ripresa. Ma non sta a me giudicare queste decisioni della Lega, io se posso cerco di farli giocare tutti a seconda poi dei ruoli. Certamente spezzetti tanto il gioco, 10 cambi sono tanti e alla fine poi recupero sempre poco per i cambi che si fanno, però sono decisioni che non aspettano me, io le accetto e va bene così.
È stato tutto veramente molto facile quest'oggi. È una partita che dopo il rigore per loro fatto da Polli l'abbiamo subito rimessa in corsa e poi incanalata nei versi giusti. Diciamo che vincere non è mai facile con nessuno, neanche con una squadra che sulla carta può sembrare meno forte di noi. I ragazzi sono stati bravi a interpretarla e la qualità tecnica è uscita e alla fine sì, si è visto un tasso diverso di qualità tra noi e loro, insomma. Queste prime 3 partite si sapeva insomma che potevano essere alla vostra portata, adesso il bello incomincerà dalla prossima. Ma io dico che ogni partita va giocata e gestita, dunque adesso non so se ci siano ancora partite facili o partite difficili, noi le affrontiamo una alla volta, sempre con lo spirito giusto, con lo spirito di andare in campo e giocarcela per cercare di vincere, ce la metteremo tutta e vediamo cosa succede da qua al proseguo. Comunque partite facili non ce ne sono, se non si rendono facili, insomma, ecco. E tornando alla regola dei 5 cambi, vita dura anche per gli arbitri. Proprio il direttore di gara di Giulia Sagittaria Fossaltese ha compilato in maniera approssimativa il rapporto arbitrale, venendo meno alla trascrizione degli stessi secondo l'ordine cronologico, il che ha indotto il giudice sportivo all'errore, sentenziando lo 0-3 a tavolino in favore degli ospiti per un cambio irregolare dei concordiesi relativo all'impiego del giocatore giovane, che nella realtà dei fatti non si è verificato, come peraltro traspare da una più attenta lettura del rapporto stesso. Intanto però la Giulia sarà costretta a presentare ricorso avverso tale provvedimento. Siamo sicuri e certi che l'errore non c'è stato e dobbiamo fare ricorso perché ho telefonato in Lega e bisogna farlo entro martedì prossimo. Lo facciamo con il cuore sereno, siamo sereni perché sono sicuro che anche questa volta qualcosa di buono per noi deve venire fuori. Sì, diciamo che c'è il rapportino che parla chiaro. Sì, il rapporto dell'arbitro c'è. L'unica cosa che forse l'arbitro ha sbagliato che l'ha messo cronologicamente, l'ha messo all'ultimo posto che è la sostituzione invece che al primo. Però tutto il resto è a posto. Ho già parlato con il presidente degli arbitri di Portogruaro, vorrebbero fare un altro rapportino, però ormai il ricorso lo facciamo. Venerdì faccio il ricorso, lo mando via e poi martedì spero che mi chiamino e cercare di definire il tutto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Tiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Tiros e produzione abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Tiros in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. 3 partite rinviate in seconda categoria per il maltempo. Non si è giocato ancora sui campi di Giussago, Lugugnana e Musile. Sugli altri gol a grappoli con le previsioni della vigilia sostanzialmente rispettate. Sorprende solamente il pesante poker casalingo subito dal Sindacale con il Ceggia. In classifica continuano la marcia a punteggio pieno Jesolo e Burano in attesa che la corazzata Pramaggiore, che domenica scorsa ha espugnato il campo di Cainiga, abbia a recuperare l'11 ottobre la gara d'esordio a Giussago, rinviata per impraticabilità del campo, ma soprattutto aspettando lo scontro diretto di domenica prossima con gli jesolani, che darà un primo indizio sui rapporti di forza tra le 2 maggiori accreditate al salto di categoria. Intanto, mercoledì scorso è andata in scena la sfida di Coppa Veneto tra Giussaghese e Villanova,
anche questa posticipata per le proibitive condizioni del campo sportivo di Giussago. È finita 1-1 ed è stata partita vera, nonostante fosse ininfluente ai fini della qualificazione. È una partita che aveva dei significati aveva poco significato a livello, tutte e due le squadre erano già fuori dalla competizione della Coppa, e quindi ma comunque era comunque sentita, diciamo, ci sono stati magari qualche fallo in più che magari avevano poco senso, ecco, tutto qua. Poi per il resto è stato un buon test, io ho provato altre cose che magari in amichevole, in Coppa non ero riuscito a provare. Noi adesso alla terza giornata di campionato, anzi alla quarta, la prossima giornata, abbiamo giocato solo una volta perché 2 partite sono state sospese. Adesso speriamo domenica di giocare finalmente di nuovo in campionato e andremo contro la San Giorgese, che è uno scontro diretto per noi, e cercheremo di fare il meglio possibile, insomma. Uno scontro diretto, però in effetti, appunto perché avete giocato una sola volta, non sapete davvero qual è il vostro reale valore a questo punto. Diciamo che il nostro valore, le indicazioni che ho avuto io dalla Coppa e anche dal campionato e dalle amichevoli, diciamo che ho avuto la squadra a disposizione al 60-70%, quindi non tutti gli effettivi. Adesso ci stiamo allenando a ranghi completi e adesso riuscirò proprio le prossime partite a farmi un'idea precisa dei valori espressi dalla mia squadra. I recuperi che dobbiamo fare sono 2, uno col Pramaggiore, che secondo me è quasi un outsider quest'anno in questo campionato, infatti sta viaggiando a 6 gol la partita, quindi qualcosa in più degli altri avrà, e dopo con Sastino, un'altra squadra di tradizione e sicuramente pronta per la categoria. Noi adesso capiremo le prossime partite il nostro valore, e principalmente, più che per capire il valore, noi dobbiamo puntare a far punti il più possibile, nel senso che questo è l'obiettivo principale, perché se ci areniamo quei punti è inutile magari o fare una buona partita o una buona prestazione senza portare a casa niente, non avere niente in mano è dura. Dobbiamo pensare solo a far punti. I punti si ottengono anche con i gol, e in effetti, visti questa sera, faticate alquanto a finalizzare. Diciamo che questa sera abbiamo creato molto, perché alla fine 8-9 situazioni a gol abbastanza nitide le abbiamo create. Bisogna fare i complimenti anche al portiere avversario, perché ha fatto veramente 4 parate veramente ottime. Quindi come si usa dire, a volte ci sono dei allenatori che dicono l'importante è costruire, l'importante è arrivare lì. A volte l'importante sarebbe magari fare mezza occasione e fare un gol, questo magari è quello che dobbiamo capire principalmente, che alla fine sfruttare al massimo quello che si produce è proprio il punto d'arrivo di una squadra di calcio. Dicevamo prima con mister Davi, una partita che in effetti non contava niente ai fini del passaggio del turno, però è stata veramente come fosse campionato vero. Sicuramente Villanova Giussago, quando si incontrano, non sono mai partite amichevoli, a parte che comunque c'erano i 3 punti in palio questa sera, anche se ormai non contava nulla, però insomma il derby è sempre il derby, chiaramente, quindi ovviamente i ragazzi ci tengono a far bene, ed entrambe le società sicuramente ci tengono a portare a casa l'intera posta, questo è indubbio. 3 partite di campionato, che cosa sta dicendo fino a questo momento? Che bisognerà soffrire fino alla fine? Sicuramente paga l'inesperienza, abbiamo tanti giovani, la rosa è ancora un po' incompleta per alcune assenze che purtroppo o per infortuni o per lavoro in questo momento ci stanno un po' condannando. È chiaro che comunque paghiamo un po' di inesperienza, speriamo insomma che i ragazzi ci mettano un po' più di
quella cattiveria agonistica che serve sicuramente in una categoria come la seconda, dove serve portare a casa anche il punto, lottare su ogni singolo pallone appunto per difendere il risultato col coltello in mezzo ai denti, insomma. L'obiettivo ovviamente vostro è la salvezza. Beh, decisamente sì. L'obiettivo è la salvezza e faremo di tutto per ottenerla. E tra sabato e lunedì è iniziata anche la terza categoria, subito risultati altisonanti a Cesarolo, dove l'Altino è passato per 8-1, e della Vigor che ha travolto in casa per 4-0 il Piavon. Il Lido Jesolo ha esordito vincendo per 2-1 contro i trevigiani del Basalghelle, ma proprio dal club litoraneo è arrivata la prima sorpresa della stagione, vale a dire il cambio in panchina. Mister Lucera ha rassegnato le dimissioni per motivi personali e non ha guidato la squadra nemmeno del match d'esordio. Al suo posto è stato chiamato l'esperto Lucio Potente, che lunedì ha assistito alla vittoria jesolana direttamente dalla tribuna, per poi tuffarsi da questa settimana nella sua nuova avventura. La prossima sarà la terza edizione e si preannuncia essere ancora di maggior prestigio. Il Venice Champions Trophy, la rassegna mondiale del calcio giovanile organizzata da Coaching Sport Italia, che ha trovato ormai casa in pianta stabile allo stadio Chiggiato di Caorle, è già in cantiere. Luigi Tonetto ci ha anticipato quelle che dovrebbero essere le maggiori novità della prossima edizione. Il Venice Champions Trophy l'anno scorso, la sua seconda edizione, è già diventato un appuntamento probabilmente ai vertici mondiali per l'interesse che può suscitare, in quanto sono state oltre 2 milioni le interazioni tra social network e TV durante l'evento, numerosissime presenze a vedere le partite e i nostri canali e il canale YouTube dedicato totalmente alla manifestazione in questo momento sta continuando a ricevere visite, visualizzazioni su visualizzazioni. Quest'anno avevamo 12 squadre, l'anno prossimo ne promettiamo già 16, le date sono già quasi state fissate e credo che per la fine del mese di settembre verranno poi già ufficializzate, e queste altre 4 squadre che potrebbero appunto comporre i gironi, oltre a quelle già interessate nella scorsa edizione, potrebbero essere il Barcellona, il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund e l'Anderlecht, per cui si aggiungerebbero 4 top club europei ai 12 già presenti, risultando veramente il torneo per eccellenza per la categoria 2006, che l'anno prossimo quindi sarà una categoria under 12.